La Lazio per avere un primo turno playoff meno complicato, la Royal Team Lamezia per dare tutto. Ora o mai più, amici del futsal, buon pomeriggio e benvenuti al Pala Torino. Un saluto da Matteo Bonacorsi. Va in scena la 24esima giornata di Serie A femminile. È Lazio Royal Team Lamezia con il primo possesso delle biancocelesti di Chilelli che iniziano con il quintetto con Partene in porta e non Pepe, Vanessa, Iochisalo, Raponi e Cecilia Barca. Primi minuti per l'Under 19, Partene fresca di vittoria con la Coppa Italia. Si è laureata campionessa nazionale in finale per 5-3 contro il Cagliari. Qui provano a partire gli ospiti con questo destro della numero 5 Correia. Terminato largo. Il quintetto invece disegnato da Do Amaral, Luzzi, Alves, Correia, Foti e Zagarra. Qui Iochisalo trova uno splendido corridoio per Raponi che sbatte addosso alla difensore avversario, ovvero proprio Zagarra. 3 gol per lei in questo campionato. Rimessa per gli ospiti. Zagarra. Si fa vedere Foti, il pallone largo invece per Correia. Foti, Alves ad occupare il ruolo da pivot, prova a raggirare Barca. Brava il capitano della Lazio a non cascare nei giochi della numero 9. Partene, Iochisalo, Vanessa profonda da Raponi con il tacco, prova a mandare Barca, prende gli applausi della sua panchina Raponi. Rimessa per Luzzi. Pantano e Conticelli partono dalla panchina quest'oggi, almeno per i primi minuti. Eroine nella finale dell'Under 19. Raponi di tacco, Iochisalo a duello con Alves. Iochisalo non si trascina il pallone fuori, allora di sponda per Barca con la punta, deviazione. Ci sarà rimessa laterale per la Lazio. La sporcatura di Alves, lei che ha segnato il primo gol della Royal Team Lamezia alla 6ª giornata. Nelle prime 4 è rimasta, anzi 5, è rimasta a riposo. E qui c'è il gol di Iochisalo sotto l'incrocio sull'assist dalla bandierina di Vanessa Pereira. La sblocca subito la squadra di Chilelli dopo 1 minuto e 4 secondi. A segno la finlandese che tocca i 10 gol in campionato. Parte fortissima la Lazio. Ora vediamo come risponderà la Lamezia. Tanto qui Correia va a sbattere addosso proprio ad Emilia Iochisalo. Rimessa per gli ospiti. Correia approfonda Alves. Pallone però lo trova soltanto Vanessa Pereira che ora va col mancino. Luzzi in calcio d'angolo. Partita aggressivissima la Lazio. 18:46 sul cronometro. La Lazio, ricordiamo, l'ha già sbloccata. Iochisalo. Vanessa gioca a muro. Iochisalo murata da Alves. Iochisalo. Vanessa stop con il destro. Il pallone ce lo ha sul mancino. Iochisalo non colpisce la brasiliana, vorrebbe il movimento di Raponi. Barca, Iochisalo, duello con Alves, va con il destro, prova a replicare ciò che ha fatto qualche secondo fa la finlandese Emilia Iochisalo. Questa volta però il suo destro termina fuori. 18:27, palla senza successo, quella di Zagarra che si spegne in rimessa laterale. Iochisalo, ancora non chiamata in causa Partene. Il pallone che in questi quasi 2 minuti lo ha avuto la Lazio. Qui Raponi non addomestica il pallone a vantaggio di Correia. Si guadagna la rimessa laterale. 4 gol per la numero 5 in questo campionato. Ora lancia in profondità, non trova però successo. Partene. Barca, Vanessa, sfida Alves, ancora la brasiliana, Barca, su indicazione di Chilelli,
voleva il pallone lungo del capitano Cecilia Barca, palla però che ha sbattuto addosso al corpo di Foti. Iochisalo, Vanessa, palla in avanti per Raponi, prova a difendere e a sgattaiolare via a Correia, brava ancora la numero 5 a tamponarla. Poi Vanessa tocca il pallone per ultima, messa per gli ospiti. 17:41. Foti, Alves, Zagarra, esce benissimo il Lamezia con la corsa di Alves che non agguanta il pallone, rascila bene comunque la squadra di Do Amaral. Tanto vedete che Colucci ha iniziato a muoversi. Iochisalo, ancora nessun cambio, questi primi 2:30 sul tabellone luminoso. Zagarra, addosso a Vanessa, Barca, ce l'ha sul destro, calcia, addosso a Correia. Poi Barca riconquista il pallone, lo tocca per Vanessa, palo esterno. Vicina al suo 19esimo centro in campionato, Vanessa Pereira. Ora ad ostacolare Ines, Vanessa riconquista il pallone, poi lo riconcede alla Lamezia che non esce dalla propria metà campo. Chiusura di Barca, qui sbaglia, c'è Ines Partene, la sua prima parata in questo pomeriggio. Non è finita però perché c'è De Sarro e poi Iochisalo a murare proprio la 26. Capocannoniere di Do Amaral con 7 gol in campionato in 4 match, di cui uno ha fatto tripletta. Conticelli lancia in avanti, non trova Colucci, trova soltanto le mani pronte di Luzzi. Foti, Ines, Aliotta, non passa, Colucci entrerà benissimo in campo, Colucci vuole il destro, calcia, il pallone rimane lì e Pantano manca il tapin. Poi Conticelli sulla coda di Aliotta, calcio d'angolo, il terzo. Questi primi 3:40 che sono passati di questo primo tempo tra Lazio e Lamezia. Terzo corner per le biancocelesti, andrà a battere almeno questo Conticelli. Nel frattempo entrerà anche la spagnola Pasquale, ora con il pallone tra i piedi, il velo di Pantano non trova Gloria, allora riparte Aliotta per De Sarro, il suo destro si schianta addosso al piede di Pasquale. Calcio d'angolo per la Royal Team Lamezia. Ines col destro, Partene, poi Pasquale allontana, De Sarro rincorre, duello con Pantano, il pallone giunge sulle mani di Luzzi, poi non passa qui la Lamezia, ancora Ines alle prese con Conticelli che non gli ruba il pallone. Colucci, Pantano con la punta, Luzzi e De Sarro ad allontanare con il tacco. Qui sbaglia Partene, chance per il Lamezia, si porta il pallone fuori, rimessa per la Lazio. Pressing alto di Martinez, tratta pochi minuti fa. Un gol in questo campionato, nell'ultimo match perso dalla Lamezia in casa per 10-3 contro il Bitonto. Sbaglia De Sarro, poi si ostacolano Pasquale con Pantano. Conticelli, Colucci, la tocca Ines. 15:26 sul cronometro. Conticelli, Pasquale, Pantano, Conticelli. Forte per Colucci, la chiusura di Ines. Chiama lo schema numero 5 Pasquale. Conticelli, Pasquale, non trova Pantano sul secondo palo, palla troppo alta. 2 vittorie, 0 pareggi e 19 sconfitte per la squadra di Do Amaral. Le vittorie sono arrivate l'8 di dicembre in casa contro il Molfetta per 2-0. Il 23 di dicembre contro la VIP per 4-2.
in caso di sconfitta la Royal Team Lamezia, in caso di punti l'Atletico Foligno impegnata in casa contro la kick-off. La Royal Team Lamezia sarebbe retrocessa, qui perde la palla la Lazio, chance per Aliotta che viene tamponata da dietro da Conticelli, calcio di punizione per la Royal Team Lamezia. Conticelli che si va a scusare, gesto molto sportivo della numero 4. 14:50 sul cronometro, primo fallo questo pomeriggio da parte della Lazio, appunto proprio con Sara Conticelli. Ora c'è De Sarro sulla battuta, solo Colucci in barriera, Pantano e Conticelli a coprire i pali. Parte De Sarro, risponde il portiere della Lazio Partene, poi De Sarro ancora, Partene, Conticelli e Pasqualla che allontana il pallone. Ora è salita in cattedra la squadra di Flavio Do Amaral. De Sarro dall'altra parte per Martinez, prende il largo, troppo. Rimessa per la Lazio, Conticelli, Pasqualla, Conticelli, Pantano, scodella per Conticelli che subisce fallo questa volta da Martinez. Punizione per la Lazio, battuta da Pantano, poi Pasqual prende la via centrale, raddoppia De Sarro, possesso ancora per le biancocelesti di Chilelli, Conticelli, Pantano, duello con Martinez, non ancora il pallone la Lazio. 14:14, termine del primo tempo. Pasquale per Colucci, vorrebbe girarsi, calcia e lo fa benissimo Carola Colucci, è 2-0. Nono gol in campionato per il pivot di Chilelli quando mancano 14 minuti ed 8 secondi. Lazio anzi ha già messo in discesa la partita. 2-0 Iochisalo e Colucci. Luzzi, Martinez alza il campanile non trovando però De Sarro. Sono rientrate in campo Iochisalo, Vanessa e Barca, il pallone proprio per la numero 6, avvicinissima al quinto gol in campionato. Le tre che sono entrate hanno costruito l'azione del possibile tris. Cambi in vista anche per Do Amaral, rientrata Foti, uscita Ines, no, soltanto un cambio a dire la verità. La Royal Team Lamezia che è rimasta a secco di gol in ben 9 occasioni. Qui Vanessa pesca l'angolino giusto, segna anche Vanessa Pereira, è 3-0. Eccolo il 19esimo gol in campionato per la brasiliana Vanessa Pereira, veramente una stagione d'oro gigantesca per la numero 77. 13:40 sul tabellone luminoso, Lazio ne ha già fatti 3. Foti, De Sarro non trova l'1-2, occhio perché riparte la Lazio in contropiede con la Lamezia che si sta risistemando. Qui il pallone troppo lungo per Barca che lo tiene in campo, tunnel poi su Zagar, tunnel troppo lungo, tunnel anche di De Sarro su Iochisalo. Correia, Sola, palla in avanti, 1-2 che non va a buon fine però perché c'è la chiusura puntuale di Vanessa Pereira. Correia che andrà a battere il calcio d'angolo, incontro Foti, pallone è per Zagar, ancora ostacolata dalla brasiliana, poi Partene prova a scaturire la corsa di Iochisalo, lì c'è De Sarro a chiudere. L'ultimo tocco su questa azione è di Emilia Iochisalo. Dunque calcio d'angolo per la Lamezia che ha già messo il portiere di movimento. Intanto qui l'occasione è per Foti,
andare a tagliare sul primo palo. Deviazione di Vanessa. C'è Ines a fare la portiere di movimento. Sbaglia però qui la Lamezia con Iochisalo! Prima del centrocampo, calcia in porta, fa doppietta e cala il poker, è 4-0. Ha messo subito e continua a mettere il portiere di movimento il Lamezia con Ines. 12:55 sul cronometro. Vanessa recupera un altro pallone la Lazio. Ines deve sbrigarsi a tornare in porta, prende il posto di Correia, poi sfonda ancora la finlandese, ancora Iochisalo, Pasquale, 1-2 che non si chiude, poi il pallone è sempre della Lazio con l'ultimo tocco di Correia. 12:38. Vanessa, Barca, Vanessa, Pasquale si gioca sulla linea destra del campo. Vanessa non trova Iochisalo, ha fatto il movimento inverso la finlandese. Riparte Ines, dunque non è uscita la numero 10, continua a fare il portiere di movimento anche se ora è bloccata tra i pali. Vanessa, Pasquale, Barca, Vanessa, c'è Pasquale sul secondo palo, vista, servita, conclusione alta della spagnola. Lazio che sembra divertirsi ora. Zagar attaccata da Vanessa e Pasquale, l'ultimo tocco è della numero 14. Andrà Iochisalo a battere. 12:06, rimessa laterale per la Lazio. Iochisalo, scodella per Vanessa, la risposta di Ines, poi il pallone per Barca, addosso a De Sarro. Terza chance per la Lazio, grande disimpegno del capitano biancoceleste, poi la chiusura di Foti su Iochisalo, schema numero 11 chiamato da Chilelli. Iochisalo, Vanessa, splendido passaggio per Pasquale e poi Iochisalo! Tripletta di Emilia Iochisalo, è 5-0. Ines tocca ma non basta. Ora viene chiamato anche il time out da parte di Flavio Do Amaral. 11:54 sul cronometro, un fallo per parte. E la Lazio che sta stravincendo per 5-0, ripetiamo i marcatori. Tripletta di Iochisalo, il gol di Carola Colucci, il gol, il 19esimo in stagione di Vanessa Pereira. Un nervoso Do Amaral in panchina, prova a spiegarsi con De Sarro. Non può certamente essere contento dell'approccio in campo delle sue ragazze. Fischia l'arbitro per richiamare l'attenzione dei protagonisti. E ora fischia 2 volte perché il gioco deve riprendersi. Si batterà dal centro del campo perché la Lazio ha trovato qualche istante fa il gol, il quinto di questo pomeriggio e il terzo anche di Emilia Iochisalo. Si riprende a giocare con la Lazio che continua ad alzare il pressing. Barca atterrata da Ines, c'è il calcio di punizione per la Lazio e anche il cartellino giallo per Ines, la prima ammonita in questa partita. Ora si rialza il capitano biancoceleste. 11:46 sul cronometro, andrà Vanessa Pereira a battere. Continua a ripetere 5-0 il tecnico degli ospiti alle ragazze che sono in panchina, forse a De Sarro, abbastanza nervosa. Comunque mi è sembrata la migliore in questi 9 minuti. Punizione per la Lazio.
Parte Vanessa direttamente in porta, palo, il pallone che è andato sopra la testa di Alves. Grande punizione della 77. Rimessa Lazio. Partene. Tanto vi segnalo che l'Ocasa Falconara ha vinto 8-1 contro l'Audace Verona. Tiki-taka ha vinto 4-1 contro il Molfetta. Qui seguiamo l'azione con Foti che va a sbattere su Vanessa. Pallone che non esce, Vanessa che manda in profondità Ruffini. C'è sul secondo palo Colucci, chiude benissimo Zagarra. Poi possesso è sempre della Lazio con Vanessa sul fondo. Chiudiamo il discorso con il Pescara che ha vinto 4-1 contro la CMB Futsal e 2-2 tra Atletico Foligno e Kickoff. Dunque 6 punti di vantaggio Atletico Foligno sul fanalino di coda Royal Lamezia. In questo momento Royal Team Lamezia è retrocessa. Conticelli, lunga da Colucci, poi il sinistro di Ruffini, termina alto. 2 gol in campionato per la numero 11 Ruffini, la che è stata lontana dai campi di gioco quest'anno per l'infortunio al ginocchio. Qui trova un corridoio interessante Alves per Zagarra che non aveva capito pienamente le intenzioni della sua compagna. 10:51 sul cronometro. Conticelli, Ruffini. Conticelli. Ruffini in avanti. Pallone che si spegne sull'ultima linea di fondo. Continua ad essere Ines il portiere della Lamezia. Alves, tocco dolce per Foti, che ora punta Pantano. Foti non chiude l'1-2, lì c'è Conticelli. Resiste anche alla carica dell'avversario. Conticelli non trova Pantano, però ritrova il pallone sulla tre quarti. Colucci alza per Conticelli che si è aiutata con una leggera spinta ai danni di Zagarra. Calcio di punizione per il Lamezia. Tratta anche Raso. Ovviamente per quanto riguarda il Lamezia. Zagarra, splendido corridoio per Martinez, palla ancora un pizzico lunga, quella della Lamezia. Ora esce Colucci, rientra in campo Raponi. 10:15 sul cronometro. 2-2 per quanto riguarda il conteggio dei falli. Iochisalo, sovrapposizione di Pantano, ora viene servita da Conticelli, poi Raponi vorrebbe girarsi, l'ultimo tocco è della numero 9. Fatto benissimo la retroguardia in questa circostanza Martinez. Zagara ancora per la 27, poi Alves che punta Iochisalo, l'ultimo tocco è della numero 11. Iochisalo, Conticelli, Iochisalo, Pantano sul secondo palo, Conticelli per un pizzico non ha chiuso l'azione. Pantano che è veramente cresciuta in questa stagione, ha trovato sempre più spazio da dicembre in poi. Qui Pantano ancora a ringhiare su Raso, alla fine prende la rimessa laterale. Bel percorso quello di Irene Pantano, anche lei si è laureata campionessa d'Italia con l'Under 19. Qui il mancino di Conticelli termina alto su rimessa laterale, sicuramente voleva la chiusura dell'azione di Iochisalo. Pallaccia però questa della numero 4, qui sbaglia ancora il Lamezia. Conticelli sul fondo, occasionissima questa per Sara Conticelli. Ines in avanti, trova soltanto Pantano. Iochisalo sotto le gambe, poi Raponi, le prese con Martinez, vince Martinez, occhio al contropiede della Lamezia, 2 contro 2. Alves con la punta, Parteni la tiene lì, poi Pantano a liberare. Conticelli, Iochisalo, Pantano sulla via per Raponi.
Pantano addosso a Raso, poi il destro di Raponi, termina largo, si becca comunque gli applausi di Chilelli e la panchina. Entrata Branca con la maglia numero 22 per la prima volta questo pomeriggio per quanto riguarda ovviamente il Lamezia. Alves non trova nessuno in avanti, erano tutte posizionate sulla stessa linea le calciatrici di Do Amaral. Vanessa dialoga con Iochisalo, Vanessa centrale per Raponi, Ines, pallone rimane lì per Gurrieri, poi Raponi, Ines, si dispera la panchina biancoceleste, esce ora il Lamezia proprio con Branca che non trova Raso, si prende comunque gli applausi di incoraggiamento da parte del suo tecnico Raso. Iochisalo, Gurrieri, pallone alto di Vanessa per Raponi, con il petto lo controlla, poi grande gioco di gambe di Zagara che esce benissimo sulla destra proprio per Alves, sul secondo palo per Raso che non ci crede abbastanza, poi tocca il pallone spedendolo fuori. 8-08 al termine. Vanessa, Iochisalo, Vanessa ancora, bel pallone per Iochisalo, poi non trova sul secondo palo Pasquale, bella copertura di De Sarro, poi Vanessa con eleganza. Iochisalo, Pasqualla, velo di Gurrieri, poi Vanessa, Gurrieri, Ines, provvidenziale anche in questa occasione, l'ultimo tocco è della 10 di Do Amaral e dunque calcio d'angolo per la Lazio. Sarà Iochisalo a battere. Vanessa come sempre parte staccata, il pallone è proprio per la brasiliana, controlla con l'interno, Gurrieri cerca un corridoio interessante, Vanessa e Pasquale però erano rimaste indietro, dunque il pallone si è spento sulla linea laterale. Raso, De Sarro, viene incontro la 22 ovvero Branca, placcata però da Iochisalo. La Lazio ora di prima, Massimo con 2 tocchi. Pasqualla, Vanessa, Iochisalo, c'è il taglio di Gurrieri, pescata invece Pasqualla sulla retta via. Iochisalo, Vanessa, bel possesso palla della Lazio, ora qui però sbaglia Vanessa, non si intende con la finlandese. 7-0-6 sul cronometro. De Sarro in battuta, Raso, Alves, scatta in avanti De Sarro, servita in doppia battuta, il pallone però ha toccato il soffitto. Rimessa laterale per la Lazio, pallone se lo prende Ruffini, penetrata al posto di Emilia Iochisalo. Vanessa di prima per Pasqualla, Suola, Vanessa, 2 tocchi e poi la manda verso Gurrieri, non chiude l'1-2 la numero 10. Vanessa fa movimento Pasquale, ecco la servita alla spagnola, filtrante però non passa. De Sarro, Alves, pallone troppo lungo per la numero 11. 6:44 alla fine, questa che vedete la seconda partita mandata in scena oggi al Palatorrino. Alle 3 ha giocato per 2 ore la maschile di Maurizio Grassi, perdendo per 5-1 contro il Città di Melilli, e poi alle 17:30 ovviamente è iniziata Lazio Royal Lamezia con le biancocelesti che finora stanno conducendo per 5-0. De Sarro non trova Raso, trova soltanto la copertura perfetta di Vanessa. Pasquale sul secondo palo per Ruffini che manca il tap-in vincente, ovviamente rimessa laterale e non dal fondo. 6:24 al termine. Ines,
Raso la va a attaccare Gurrieri, che limita la numero 6. Gioco ancora per il Lamezia, passa il pallone per Branca, si gira, si rigira, poi consegna la sfera a De Sarro, stoppa, qui sbaglia De Sarro, Vanessa in stocca ancora, ma ancora non basta, è 6-0 Lazio. E Vanessa Pereira fa quota 20 in campionato per l'intramontabile Vanessa Pereira. 6:05 sul cronometro. Pasqualla è rientrata in campo Barca, Ruffini addosso a Branca, la numero 11 aveva seguito il taglio di Carola Colucci, rimessa lasciata, Pasqualla 1-2 con Ruffini, il pallone passa, Colucci lo lascia lì per Ruffini, Raso copre benissimo in questa circostanza. Quinto corner per la Lazio. Pasqualla, stop, Ruffini controlla con il destro, poi Barca! Si iscrive anche il capitano della Lazio al Festival del Gol, è 7-0. E gol numero 5 per Cecilia Barca. (5:41 al termine). De Sarro, Alves manca l'appuntamento con il pallone, allora Pasqualla, Ruffini, Pasqualla, stop, ancora da Barca, segue il taglio di Pasqualla, palla troppo profonda per la spagnola. Lazio che nell'ultimo incontro ha pareggiato 6-6 in trasferta contro la Kick-Off. Intanto qui seguiamo l'azione con Martinez, esterno della rete, e ovviamente prima ancora sarà impegnata in Coppa Italia, dove è uscita nel primo turno contro l'Ocasa Falconara per 5-2. Falconara che oggi governa la classifica con 57 punti, ovviamente mettendoci dentro la vittoria a Verona contro l'Audace. 5-0-5 sul tabellone. Movimento di Foti, premiata da Correia, chiude bene Pasquala, un'altra chance però la Lamezia non sfruttata al meglio proprio con Foti. Partene, Colucci, si gira, Colucci punta, poi il pallone non passa per Ruffini, poteva andare dritta in porta la numero 3. Scontro tra Pasquala, si fa male anche alla mano, il gioco prosegue, Colucci, Barca, stop così e così, prova a ripartire il Lamezia con Foti. Tutto ok per Corinna Pasqualla, che ora però abbandona il campo, posto di Pantano. Ruffini, Barca, Pantano, 4:20, Correia intercetta il pallone destinato a Colucci, Pantano, Barca lascia ancora lì la sfera verso Pantano, 3 tocchi e poi Ruffini, sbaglia qui la Lazio. Non contento in questa circostanza Chilelli. Ancora Ines in porta per quanto riguarda il Lamezia, la calciatrice di movimento. E in piedi Muscianese, sempre per quanto riguarda la trafila di Doamaralla. Martinez profonda, trova la testa di Colucci, Pantano a costruire la Lazio ancora, sbaglia qui la numero 2, Foti, può ripartire il Lamezia, passaggio troppo in profondità e largo destinato verso Correia. Esce Ruffini, rientra Sara Conticelli, 4 gol in campionato per lei. Barca profonda da Colucci, brava Aliotta a tamponare l'avanzata biancoceleste. Qui se la ride Conticelli con Cecilia Barca.
rimessa ancora per la Lazio, 3:50 al termine. Conticelli, Colucci, suola, poi non passa, c'è Correia, salvaguardare le sue. Conticelli, Pantano, 3:40 al termine, sarà Conticelli, Colucci, c'è lo scatto di Barca, il contromovimento, poi qui Conticelli litiga con il pallone, rimessa per la Lamezia, la carica, avete sentito, dalla panchina di Alves. Correia, Aliotta, Foti, Correia, sbaglia qui la numero 5, regala il pallone a Colucci che poi non sfonda il muro avversario, riparte allora il Lamezia con Foti, gran pala per Correia, sono 3 contro 1, Aliotta, stop e poi sul secondo palo ad accorciare le distanze c'è Foti, è 7-1. Grande azione delle ragazze di Flavio Do Amaral, quando mancano poco più di 3 minuti al termine. Si è fatta sorprendere la difesa di Chilelli. Conticelli, Barca profonda da Colucci, la para Muscianese che nel frattempo è entrata al posto di Ines, qui sbaglia il Lamezia, Pantano pizzica il palo. Ines che intanto si è rimessa la maglia da giocatrice di movimento, sarà molto probabilmente Muscianese a chiudere il primo tempo in porta per quanto riguarda il Royal Lamezia. Foti, palla in avanti per Martinez, non passa su Conticelli, c'è il fallo però della numero 4, il secondo nel primo tempo. Dunque calcio di punizione per gli ospiti. Correia, 2:44 a termine. Si butta dentro Martinez. Correia, Foti. Gli sbaglia il Lamezia. Conticelli. Trattenuta di maglia vistosa di Foti. Ammonizione per Foti. E calcio di punizione per la Lazio. Intervento al limite da arancione, secondo me, quello di Foti. Conticelli sarebbe andata da sola verso la porta di Muscianese. Calcio di punizione per la Lazio, 2:39 al termine. Ne posiziona 2 Muscianese con Pantano fare l'avvoltoio lì sul primo palo. Lo stesso gioco lo fa anche Barca. Fischia l'arbitro, Iokisa lo lascia la battuta a Vanessa. Vanessa di poco alta. Muscianese, Martinez trova Correia sul buco di Vanessa, ha toccata però la 77, mi sembra di capire. Sì, perché il direttore di gara Davide Plutino di Reggio Emilia ha dato la rimessa agli ospiti. Qui il pallone dentro, Pantano salva la sua squadra, concede il corner, il secondo in questo primo tempo per quanto riguarda il Lamezia. 2:28 al termine. Aliotta per Correia, addosso ancora a Pantano. Aliotta ha una seconda chance, dentro la mano di Partene a dare ancora un'altra possibilità alla squadra di Do Amaral. Quarto corner per il Lamezia, il terzo consecutivo. Aliotta si defila Correia, il pallone tra le mani di Partene sul destro di Aliotta, poi Vanessa a liberare, scodella il pallone per Iokisalo, palla troppo lunga. 2:11 al termine. In incontro Aliotta, Martinez vorrebbe maglie amiche, la trova una su De Sarro, di tacco non si intende con Aliotta, palla buona per Vanessa, Emilia Iokisalo. Vanessa va col mancino, trova sulla sua traiettoria Pantano, riparte il Lamezia, qui sfida tra De Sarro e Iokisalo.
tutto regolare, corpo a corpo tra le due. La peggio mi sembra di capire che la Emilia Iochisalo, pomeriggio positivissimo per Iochisalo, tripletta. Vanessa lancia in profondità per Raponi, Muscianese tocca ma non basta, poi Iochisalo qui litiga con il pallone, Martinez porta via il pericolo, sbaglia però la 27, Pantano si mette in solitaria, poi passa soltanto in un primo momento però Martinez, riconsegnando il pallone a Partene. Manca 1 minuto e 25 all'intervallo, la Lazio sta vincendo per 7-1. Iochisalo addosso a Foti, rimessa Lazio, Vanessa, litigano per quale schema attuare la Lazio, qui Iochisalo addosso a De Sarro, gran botta questa di Iochisalo, forte sul secondo palo, pallone però non è giunto sulla porta avversaria. Vanessa, Iochisalo la tiene bassa, Muscianesi poi in avanti per Zagara, tocca il pallone ma lo indirizza soltanto in zona Vanessa. Pantano, Zagara vanno in due, rimessa Lamezia, 1 minuto e 05 al termine. Zagarra, Foti la chiama De Sarro a gran voce, Foti viene catturata sia da Pantano che da Iochisalo, l'ultimo tocco però è di una calciatrice biancoceleste, allora rimessa per la Lazio. De Sarro, Pantano a metterci una toppa sull'1-2 con Foti. E allora quinto corner nel primo tempo per il Lamezia quando mancano 55 secondi. Poi il destro di De Sarro su Iochisalo, riparte la Lazio con Vanessa che si allunga il pallone ma non è un problema perché deposita sul secondo palo il gol di Raponi, è 8-1 e primo gol in campionato con le grandi per Raponi, che ora festeggia con le sue compagne. Si alzano in piedi le calciatrici della Lazio situate in panchina. 8-1 quando mancano 47 secondi. Zagarra, De Sarro, incontro Alves, consegna il pallone a Vanessa, qui non è precisissima. Allora Martinez, Zagarra, duello ancora con la brasiliana. Alves, 30 secondi al termine, palla sporcata da Iochisalo, rimessa per il Lamezia. Alves, Zagarra, qui prova a passare Martinez, non molla un centimetro Pantano, poi Vanessa con eleganza fa oscillare il pallone oltre l'ultima linea quando mancano 16 secondi al termine. Iochisalo, Pantano, Iochisalo, Vanessa, Iochisalo, ancora la brasiliana, c'è Raponi che vorrebbe il pallone. Iochisalo, Vanessa, finisce qui il primo tempo. La Lazio sta dilagando per 8-1 contro il Royal Team Lamezia nel segno della tripletta di Iochisalo, la doppietta poi di Vanessa Pereira, i gol di Colucci, Barca e Raponi. Il gol segnato invece dalla formazione ospite è quello di Foti. Noi ci fermiamo per un quarto d'ora e poi dritti per il secondo tempo di Lazio Lamezia.
Bentornati al Palla Torrino, amici del futsal. Per Lazio Royal Team Lamezia, la squadra di Daniele Chilelli sta governando non solo il campo ma anche il risultato per 8-1. C'è un cambio in porta per quanto riguarda la fila biancoceleste, esce Partene ed entra Marianna Pepe. La Royal Lamezia, in caso di sconfitta nella giornata odierna, si giocherà il tutto per tutto prossima settimana in casa contro l'Atletico Foligno, che ha pareggiato in questo turno 2-2 contro la Kick-Off. C'è Ines per quanto riguarda i pali di Do Amaral, dunque fuori Luzzi e Muscianese. Ines che farà sia il portiere che la calciatrice di movimento. Gurrieri, Barca, Iochisalo, pressa forte Martinez, Pepe, Barca sulla retta via per Pasqual, viene incontro Iochisalo, la ignora perché va da Gurrieri, Pasqual non passa sulla 27, possesso sempre biancoceleste, primi 30 secondi che se ne sono andati di questa ripresa. Iochisalo, Barca, movimento di Gurrieri, ecco la servita alla 10, ostacolata da Correia che gli concede la rimessa laterale. Gurrieri, tocca per Barca, Iochisalo forte sulle gambe di Martinez. Gurrieri si mette in proprio e colpisce ancora Correia, rimessa ancora per la Lazio, alla ricerca del primo gol in campionato. Gurrieri ovviamente con le grandi. Gurrieri all'indietro per Barca tra le braccia di Ines. Correia, Martinez tocca il pallone quanto basta per favorire Foti, stop, la gira sempre per Correia che va fino in fondo, poi la chiude Cecilia Barca, rimessa per gli ospiti. 18:49, pallone sul secondo palo, ci mette una toppa Marianna Pepe, il calcio d'angolo, il primo di questo secondo tempo, se lo aggiudica il Lamezia. Andrà Foti a battere, pallone sulla lunetta, si butta dentro Ines, pallone è per lei, scavalcata però dalla sbavatura di Barca, non passa poi Martinez. Gurrieri placcata da due maglie verdi, rimessa ancora per la squadra di Do Amaral. 18:36, porta sguarnita quella della Lamezia, eccola Ines con la maglia Bordeaux, la portiere di movimento. Zagarra conduce bene con Foti, poi Barca limita la traversata della Lamezia. Martinez ostacolata da Gurrieri, perde il pallone il Lamezia, Pasqual lo va a riprendere, Zagarra gli nega la rimessa, poi fa carambolare il pallone sulla ginocchio, qui se la prende Pasqual con il direttore di gara. Altra rimessa per la Lazio. Iochisalo, Gurrieri, Barca di prima strozza il cross, favorisce poi Correia, chiusa da Iochisalo, rimessa Lamezia. Foti, viene incontro Martinez, Zagarra, bella uscita della Lamezia con Foti, Marianna Pepe, prima grande parata di quest'oggi del portiere numero 22, vicinissima alla doppietta personale Foti, lei che nel primo tempo ha trovato il terzo gol in campionato. Gurrieri si mette tra Zagar e il pallone, conquista anche la rimessa laterale. Pepe, Iochisalo, c'è Foti a fare la guardia, palla persa dalla Lazio. Zagarra addosso a Iochisalo, Pasquale riconquista il pallone. Barca, Gurrieri, Barca, 17:45, Pasqual prende soltanto Correia, dunque rimessa per la Lazio. Gurrieri, Iochisalo,
Correia a duello i due, non c'è fallo. Allora Iochisalo per Pasquale sul secondo palo, manca l'appuntamento con la sfera Guerrieri, gesto altruismo della spagnola Corinna Pasquale. Qui intanto Foti si è lamentata di un precedente contatto con la finlandese Iochisalo. Foti, Zagar a muro, non esce però il Lamezia. 17:22 sul cronometro. Barca, Iochisalo va a prendere Zagar, Iochisalo col mancino e poi Pasquale sbaglia da 2 passi. Ha mancato Corinna Pasquale l'8º gol in campionato. Foti, Zagar fa correre Correia, domestica dolcemente per Foti, poi Martinez sul secondo palo per Correia. Bella azione questa della Lamezia. Pepe, profonda da Pasquale, che ancora una volta non centra la porta. Palla in avanti Rines per Zagar, non agguanta il pallone, non lo agguanta però neanche Pepe. E allora il gioco che riprende con la rimessa dal fondo per la Lazio. Iochisalo, Pasquale anticipata da Martinez, a duello con Barca, le due si strattonano alla fine, alla meglio. Il capitano della Lazio sta per tornare in campo, Vanessa deve però ancora attendere qualche secondo. Pasquale anticipata, poi Barca va a riprendersi il pallone consegnandolo però a Foti. Danza sul pallone Foti, Correia passa per la 9, poi c'è la copertura di Barca, rimessa per la Lazio. Eccolo il cambio, anzi eccoli i cambi, perché Chilelli sostituisce tutto il quartetto: Pantano, Ruffini, Vanessa e Raponi. Vanessa trova Ruffini e poi Ines passa Ruffini, terzo gol in campionato per Claudia Ruffini, è 9-1. E qui un bacio in testa, componente dello staff laziale. 9-1. Passivo più corposo a confronto con il match di andata, dove la Lazio ha vinto per 8-3. Qui Ines in zona offensiva, va addosso a Pantano, rimessa per il Lamezia, ancora Pantano a chiudere e poi il destro di Ines termina largo. 15:59 sul cronometro. Pantano, Ruffini sbatte il pallone addosso al volto di Foti. 15:52. Vanessa vorrebbe una maglia amica e la trova ora in Claudia Ruffini. Vanessa profonda da Raponi che si nasconde alle spalle di De Sarro. Martinez, Zagar, Foti non passa, Pantano passa ora, Foti, poi De Sarro calcia fuori. 15:25 sul tabellone luminoso. Qui c'è bisogno di un altro pallone che viene rimesso in campo dal cronometrista Marco Moro di Latina. Pantano, Vanessa, De Sarro a dettare i movimenti delle sue compagne. Palla profonda da Raponi che usa il fisico per tenere a distanza di sicurezza De Sarro, lo fa bene, poi meno bene. La sponda verso Pantano che ora va a tamponare Martinez. Calcio di punizione per il Lamezia, primo fallo della Lazio in questa ripresa, quando mancano esattamente 15:06. C'è Ines al centro del campo, De Sarro, qui Vanessa fa passare il pallone non tanto distante dalla porta difesa da Pepe. Ruffini, Vanessa, Suola e poi Pantano. Ruffini, Vanessa,
ci mette il piede Zagarra. 14:48. Vanessa, Pantano, Raponi ancora a duellare a distanza con De Sarro. Pallone che è stato spedito fuori da Claudia Ruffini. Rimessa per Zagarra, in incontro Foti, il pallone per Ines con la coscia e poi Foti di un soffio largo, il destro di Foti. Ne ha avute comunque un paio di occasioni la squadra di Flavio Do Amaral. Ha fatto però centro solo una volta al primo tempo, proprio con Foti. De Sarro prima di Raponi, duello fisico tra le due. De Sarro va con il destro, Pepe chiude benissimo il primo palo. Ci sarà calcio d'angolo per gli ospiti con Zagarra che andrà a battere l'out. Sistema il pallone sulla lunetta Zagarra. Poi Pantano che si mette tra lei e Foti. Scippa il pallone, porta sguarnita, Raponi, De Sarro, Pantano! Doppia cifra per la Lazio, a segno anche Irene Pantano. E time out chiamato dal tecnico Do Amaral. Quando mancano 14:12 al termine questo Lazio-Lamezia. Ripetiamo i marcatori. Foti per il Lamezia. Quanto riguarda invece la Lazio, la lista è lunga. Tripletta di Iochisalo, la doppietta di Vanessa, il gol di Ruffini, il gol di Raponi, il gol di Cecilia Barca e poi le due reti di Pantano e Colucci. Un fallo commesso dalla Lazio in questo secondo tempo, lo ricordate qui sotto, fatto proprio da Claudia Ruffini. Tanto l'arbitro fischia la prima volta, una Do Amaral che sta parlando soprattutto con Foti e Martinez. Fischia anche una seconda volta Alessandro a comando di Olbia. Gioco che riprenderà dal centro del cerchio di centrocampo, perché la Lazio ha fatto 10 sul tabellino. Barca, Colucci, Gurrieri, Conticelli. Barca, Lazio ancora in zona offensiva. Barca sull'orecchio di Zagarra. Il pallone fa male. Si va a scusare Cecilia Barca. Calcio d'angolo per la Lazio. 13:59. Barca, Conticelli, stop e calcia, deviazione di Zagarra. Ines in due tempi. Poi palla subito profonda per De Sarro, la tiene De Sarro. Pepe. Calcio d'angolo, questa volta non per la Lazio ma per il Lamezia, con Ines che va a posizionarsi al vertice dell'area di rigore. Movimento di Foti, il pallone è per la 10, la stoppa con la testa, poi l'ultimo tocco è di Sara Conticelli. Altro out per gli ospiti, Gurrieri non ci arriva. Martinez addosso proprio a Gurrieri. De Sarro, ricomincia il Lamezia con Zagarra, pallone sul destro, prende la via centrale. Foti di prima per Ines, c'è Pepe con le mani, la porta è vuota. Ora prova a mettere in moto Conticelli. Barca prima di Foti, pallone per Colucci che lo difende su Zagarra. Colucci, Barca, Gurrieri, se ne va il 10 della Lazio, chiusa all'ultimo dal buon intervento di Martinez. 13:12. Conticelli su rimessa laterale, Dolce via dietro verso Barca. Conticelli arpionata da due maglie verdi, riesce comunque a smistare per il suo capitano. Poi Colucci,
Conticelli sul pressing di Gisela Martinez. È vincente il pressing della numero 27 perché guadagna la rimessa laterale. Zagarra, De Sarro, Alves trova un buono spazio per Zagarra, però si trascina il pallone sulla linea laterale. Dunque out a favore delle biancocelesti di Chilelli. Conticelli, Colucci, Gurrieri, crossa in mezzo. Alves fa bene la retroguardia, poi Barca si addormenta. Alves c'è dentro De Sarro, il pallone è per lei con l'esterno destro, deposita fuori. Occhio perché ora le squadre sono lunghe. Gurrieri, tanto la Metz si è risistemato con 3 difensori. E il pallone di Zagarra poi che viene spedito sul fondo. Si era addormentata prima Cecilia Barca, pensava che il pallone sarebbe finito in rimessa laterale. Brava Alves a crederci. Ecco la Barca. Gurrieri, Barca profonda da Colucci, stop di petto. Colucci si gira, poi Conticelli, sale Barca, il pallone per Gurrieri. Barca, Conticelli, suola, poi punta Zagar. Conticelli trova uno spazio destro timido della numero 4. Ines non mette in moto Alves, trova il petto di Barca, il pallone passa per Colucci, non lo prende Ines. Allora calcio d'angolo per la Lazio quando mancano 11:45. Conticelli dalla bandierina. Colucci, giocata a muro, poi sulla schiena di Foti. Altra chance da corner per la Lazio con Conticelli. Velo di Colucci, Barca, stop e calcia, deviazione, il pallone rimane lì. Conticelli si gira, Conticelli, Foti. Chiama lo schema Chilelli dalla panchina. All'indietro la Barca, stop con la suola, velo di Gurrieri, Carola Colucci arpiona il pallone. Ancora Colucci, Barca, Gurrieri, chiude l'1-2 con Colucci, destro che sbatte sul piede di Alves. 11:22 al termine. Conticelli si defila sul secondo palo, Colucci, il pallone è per lei, il pallone però un po' troppo lungo. Ricordiamo che all'andata è finita 8-3 per la formazione di Chilelli. A segno la tripletta di Carola Colucci, il gol di Pantano, il gol di Pasquale, di Siclari, di Vanessa, poi l'autogol. Quanto riguarda invece la Lamezia, la doppietta di De Sarro, il gol di Prestes. Barca, Colucci non trova l'appoggio per Conticelli, trova ancora però il pallone Cecilia Barca. Si stacca Gurrieri, vorrebbe la sfera Colucci, sfera che era per lei, però non è giunta sui piedi della numero 3. De Sarro passa in qualche modo a duello con Barca, il destro di De Sarro trova pronto il piede mancino di Marianna Pepe, poi rimessa ancora per la Lazio. 10:56 al termine. Barca, Colucci, Conticelli, scusate, a duello con Zagarra. Conticelli, cross dentro sul secondo palo, bravissima Ines a togliere il piedi, a togliere il pallone sui piedi dell'11-1, quelli di Carola Colucci. Gurrieri, Barca, viene incontro Colucci, sbaglia qui l'appoggio, riparte Alves per il Lamezia, poi si perde il pallone per strada. Cambi per la Lazio, Raponi, Vanessa, Iochisalo e Pasqualla. Rimessa bianco-celeste. Vanessa, Iochisalo, Pasqualla, duello con Raso, tornata in campo anche lei, palla profonda quella di Vanessa,
troppo profonda. Ines, Aliotta, sbaglia il passaggio per Araso. Rimessa Lazio, 10-18 sul cronometro. Pasqualla, tocca per Vanessa, dialogo Brasile-Spagna, poi il pallone di Iochisalo non giunge verso Vanessa Pereira, Araso non passa, c'è Pasqualla a fare la retroguardia. Iochisalo, Vanessa di prima per Pasquale, palla sporcata da Aliotta che manda fuori tempo Corina Pasqualla. L'ultimo tocco però è della numero 12 verde e dunque rimessa laterale da zona molto pericolosa per quanto riguarda la Lazio. Vanessa, Iochisalo, è 11-1 e poker personale di Emilia Iochisalo. Con i gol messi a segno oggi, lo Iochisalo si porta a -2 da Siclari, oggi assente. Ines, 9,50. Ines col mancino tra le braccia di Pepe, porta ancora una volta vuota. Ora Ines va ad occuparla. Vanessa tocca non benissimo il pallone, Alves però non ne approfitta. Pasqualla fa correre Raponi, insegue il pallone ma non lo trova. Aliotta, De Sarro va col destro, Mura sia Barca sia Raponi che Pasqualla. Ancora out per il Lamezia. Sale ovviamente anche Ines, formare la parabola nella Lamezia. Poi qui il destro di Aliotta termina fuori. Pepe, Vanessa lunga verso Raponi che non aggancia la sfera. Si complimenta comunque per l'assist con Vanessa Pereira. Ines, Aliotta non aggancia Raso. 9-0-6 al termine. La Lazio sempre più vicina alla sua 10ª vittoria in campionato. De Sarro con l'esterno fa viaggiare Raso, chiude soltanto parzialmente Iochisalo, poi Alves con la punta calcia fuori. Raponi ora a colloquio con Daniele Chilelli. Poi Pepe rilancia il pallone direttamente in zona Ines. Palla sull'esterno però indirizzata verso De Sarro. Rimessa per la Lazio. Pasqualla. Dovrebbero entrare a brevissimo Pantano e Ruffini. Gurrieri. Ancora alla 10, Gurrieri trova lo spazio ma mira fuori. 8,34 alla fine. Ines, l'incontro a Liotta, preferisce andare profonda da Raso, Marianna Pepe la chiama a gran voce, poi mette subito in moto Vanessa. Iochisalo, Pasqualla, giro palla bianco-celeste con Vanessa. Contro movimento di Pasqualla, Vanessa la osserva ma non gli ridà il pallone, poi va a complicarsi la vita Vanessa Pereira. Qui Alves dopo Iochisalo, chiede scusa Vanessa. La rimessa però è per il Lamezia, l'andrà a battere Aliotta. Scodella all'indietro per De Sarro. Sbaglia qui De Sarro, allora Pasqualla a porta vuota. Tira fuori Corina Pasqualla. Per la terza volta è andata solo vicina al timbro. Lei che quest'anno in campionato è a quota 7. Iochisalo allunga il piede, poi De Sarro risponde Pepe.
Out a favore degli ospiti, 7,52. Allunga la gamba ancora De Sarro, dà una nuova vita al pallone che si spegne però tra le braccia di Pepe, poi Pasqual, Ines! Stavolta ferma la Lazio. Poi Vanessa, Gurrieri, stop e calcia, Aliotta, Iochisalo, Pasqual non aggiunge il pallone sul secondo palo della spagnola. Ines vorrebbe il pressing delle sue compagne. Qui non si chiude l'1-2, ora sì però con l'aiuto di Raso, bravissima Ines, sbaglia poi Gurrieri, Ines. Raso non aggancia il pallone. Esce Iochisalo al posto di Ruffini. Il pallone che spiove tra le braccia di Ines. Aliotta, Martinez, Raso, 6,50 alla fine, sbaglia qui Martinez, Vanessa, Ruffini ce l'ha sul mancino e fornisce l'assist perfetto per Vanessa Pereira, tripletta per la brasiliana, 21 in campionato e 12-1. Brava Claudia, le parole di Chilelli. Ovviamente per Ruffini un gol e un assist per la numero 11. Riprende il gioco quando mancano 6,40, qui Raso davanti al portiere, calcia clamorosamente fuori. Pepe in avanti, non trova Colucci, brava Zagarra a prendere il pallone, poi Raso, ancora Zagarra sul petto, anzi sullo stomaco di Gurrieri. Branca, non arriva il pallone a Raso, sbaglia poi la Lazio con Ruffini. Raso ha una nuova chance, le prese con Gurrieri, non rispedisce il pallone sui piedi di Martinez, possesso comunque degli ospiti con Zagarra che sbaglia il pallone per Martinez. 6,07 al termine. Ruffini lancia in profondità, Pantano, esce Muscianese, poi qui la ritocca il portiere di Domaralla e allora punizione a 2 dentro l'area. Per la Lazio esce Pantano, entra Vanessa. Ingenuità qui di Muscianese, anche perché c'era lì vicina Martinez. Punizione ovviamente al limite dell'area. C'è Vanessa sul punto di battuta. Fischia l'arbitro. Vanessa la tocca per Gurrieri, doppia deviazione. Esce Vanessa, rientra in campo Pantano. Colucci, alto. (5,50 sul cronometro). Muscianese, Zagarra rientra, prende la via del traffico, ostacolata ancora da Gurrieri che non gli lascia respiro. Esce bene comunque il Lamezia con Raso che prova a sfondare il muro biancoceleste, non la fa passare Ruffini. Pepe, Pantano in avanti, trova soltanto la deviazione di Branca e dunque corner per la Lazio. 5,26 al termine. Pantano, Ruffini, stop e va col mancino. Muscianese in 2 tempi. Zagarra prova ad uscire il Lamezia sul forte pressing della Lazio. Pantano con il petto, poi calcia male con il mancino. Rimessa allora per
la squadra ospite 5-0-5 al termine. Raso, Martinez aggancia con l'esterno, Zagar non riesce però a tenere il pallone in campo. Gurrieri, Ruffini, fare da centrale. E nel contro Colucci, palla sporcata da Branca, raccolta da Zagar. E poi Raso, stop con il mancino, vuole prendere il fondo la numero 6, prova il tunnel su Pantano, poi qui va vicina al pasticcio la Lazio con Pantano e Pepe. Rimessa per il Lamezia, 4:28 alla fine. Zagar, Martinez trova un buon corridoio per Raso, la chiude Ruffini, riparte la Lazio, sono 3 contro 2, fa correre Pantano Ruffini, il pallone poi per Colucci che difende su Muscianese, c'è il tocco di braccio ovviamente, calcio di rigore e cartellino rosso per Martinez che ha negato il 13° gol sulla linea di porta. Qui non si è messo una mano sul cuore il direttore di gara e dunque cartellino rosso, Lamezia in 4 e rigore per la Lazio che vuole far segnare il primo gol in stagione per Gurrieri contro Muscianese, 4:13 alla termine. Fa rispettare la distanza il direttore di gara, si aspetta solo il fischio che arriva ora. Parte Gurrieri sotto l'incrocio, primo gol in campionato per Gurrieri ed è 13-1 e il Lamezia che può tornare in 5. Standing ovation per Gurrieri. Un rigore comunque perfetto della numero 10, da 10. De Sarro non supera Pantano, poi tenta il tunnel, non è riuscito sulla 26. 4 minuti spaccati al termine. Ruffini, sale Pantano, ecco la servita alla numero 2, De Sarro non gli lascia tregua. Ruffini, Pantano, Gurrieri, non passa Gurrieri, allora vola in solitaria Ines, Pepe ci mette anche la sua firma e non è neanche la prima. Ines trova sul secondo palo Foti, poi Pantano con la testa libera, riparte la Lazio, Colucci litiga con il pallone, Pantano va a riprendere la sfera. E poi Pepe allontana, innesca anche il contropiede di Gurrieri. Muscianese blocca la sfera, 3:20 al termine. De Sarro, Colucci con il tacco evita il gol, poi Foti sbaglia. Cambi per i biancocelesti. Chilelli cambia il quintetto. Pepe che consegna il pallone direttamente a Muscianese. Zagar in avanti ancora dalle parti di Marianna Pepe. Conticelli, Pasquale, Vanessa di prima per Conticelli, stop, Conticelli, deviazione, segna anche Sara Conticelli sulla sporcatura di Zagar. È 14-1. Delle calciatrici di movimento, manca soltanto Pasquale al timbro. 2:52 al termine. Palla in avanti Pepe, Pasquale. Vediamo se in questi ultimi 2 minuti e 45 troverà gloria anche la spagnola. Tanto qui sbaglia Barca. Zagar, vola Foti in zona offensiva, vista Pasquale con la spalla
ad evitare l'affondo verde. Pasqual, Vanessa, Suola e orientamento verso la zona mancina del campo. Pasqual, Vanessa, non trova Barca. (2:19 al termine). Conticelli, Pasqual, supera De Sarro, poi si trascina il pallone fuori. C'era Vanessa Pereira ad attendere il pallone impaziente sul secondo palo. La palla però non è giunta sui piedi della 77. Foti si allaccia con Barca. Ines, De Sarro, Foti, Barca chiude. 1:57 alla fine. C'è Zagar sulla zona laterale. Nell'incontro Ines. Pallone per Foti, stop, calcia, il pallone rimane lì. Ines, Foti va col destro. Pepe l'ha bloccata e poi l'ha spedita in rimessa laterale. 1:52 al termine. Zagar, De Sarro, deviazione di Vanessa Pereira, altro affondo per il Lamezia. De Sarro di testa, gioca con Zagar, spalla alla porta, calcia! Secondo gol della Lamezia, grande giocata di De Sarro, anche bel gol di Zagar. Il quarto in campionato per Zagar. Non mancano 1 minuto e 39 secondi. Barca, Vanessa, profonda la Pasqual, De Sarro addirittura prima del suo portiere, poi Barca con Zagar che gli va addosso, la rimessa comunque per la Lazio. Barca si butta dentro Vanessa, il pallone per Pasqual, di prima non trova Vanessa, trova soltanto l'opposizione di Ines. Poi sbaglia qui Pepe, riparte allora il Lamezia con Foti. La sovrapposizione di Ines servita a Zagar, poi brava Vanessa a prendere il pallone solo in un primo momento però. Poi Foti sbaglia anche lei, allora riparte la Lazio. Vanessa per Pasqual che non aggancia il pallone. Buona la copertura di De Sarro. Mi è sembrata la migliore De Sarro per quanto riguarda il Lamezia quest'oggi. Muscianese, Ines non si intende con la 26. 1 minuto al termine. Pepe a prendere il pallone e a darlo a Pasqual. Sale Conticelli. Il pallone soltanto per la testa di De Sarro, poi Barca anticipa Foti. Vanessa, Pasqual. Ora con calma la Lazio, poi prova l'1-2 con Vanessa. De Sarro capisce le intenzioni della brasiliana e della spagnola e fa ripartire il Lamezia. Foti, Ines, Foti, Pasqual intercetta, vola Barca, il pallone per il capitano della Lazio. Barca! La palla è entrata e allora sono 15 per la Lazio, doppietta di Cecilia Barca. E il bacio in tribuna di Cecilia Barca. 30 secondi alla fine. De Sarro, scodella in avanti per Foti, chiude Vanessa, poi Foti a lottare anche su Barca, con la spalla il capitano della Lazio a buttare giù la numero 9, tutto regolare per il direttore di gara. 19 secondi alla fine. Ines suola e calcia, litiga con entrambi i piedi la numero 10. Vanessa, profonda da Pasqual, però il gol di tacco glielo nega Muscianese. Poi Conticelli addomestica lì per Pasqual,
De Sarro porta via il pallone, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo, suona la sirena, la Lazio va sul velluto, vince contro il Lamezia per 15-2, la Lazio si porta a -1 dal settimo posto, ovvero CMB, e a -2 dal sesto, occupato momentaneamente dalla kick-off. Il Royal Team Lamezia invece andrà a giocarsi il tutto per tutto la prossima settimana in casa contro l'Atletico Foligno. Sta per terminare anche la nostra diretta e allora una buona serata da Matteo Bonacorsi.